la responsabilità sociale di tutta la comunità italiana, della comunità europea, visto e considerato che sono stati scientificamente sterminati e ammazzati, assassinati 6 milioni di ebrei nei campi di concentramento. Oltre a loro rom, gay, disabili, è accaduto veramente quello che è oggi indicibile, quindi il negazionismo e il fatto di pensare che questa giornata sia solo un ricordo distante di qualcosa che non ha più senso, decisamente no, siamo qui per parlare di una ferita che è ancora viva in Italia e in Europa. Portare la nostra testimonianza, portare la nostra vicinanza, le nostre scuse, anche se non abbiamo responsabilità dirette per ovvi motivi anagrafici, e parlare di un'Italia e un'Europa che si è girata dall'altra parte, parlare e condannare fino in fondo le leggi razziali del 1938, gli ebrei con quelle leggi non potevano più avere contatti con la comunità italiana, non potevano sposarsi con cittadini che non fossero ebrei, non potevano più avere proprietà, dovevano liberarsi delle loro proprietà, i ragazzi non potevano più partecipare allo studio, quindi frequentare le scuole, e non ci potevano più essere nessun tipo di iniziativa, tra le quali anche quelle culturali, furono chiuse tutte le associazioni. Queste sono state leggi razziali, con poi la conseguente deportazione nei campi di concentramento, lo sterminio programmato, l'assassinio programmato di 6 milioni di ebrei che in alcuni campi di concentramento venivano portati solo per assassinarli, in altri prima per lavorare ai lavori forzati e poi ammazzarli. Penso che sia fondamentale che questa pagina sia chiusa velocemente con una condanna senza se, senza ma, non si possono difendere le leggi razziali, questo è fondamentale dirlo. Oggi noi siamo qui per il ricordo da un lato, che è doveroso. Da questo ghetto sono stati rastrellati 246 ebrei e solo 8 sono tornati, ma ricordiamo che dei 246 ebrei 29 erano bimbi, stati ammazzati nelle camere a gas, bimbi di 3 mesi. Lì vedete le età, ci sono bimbi di 9 anni, di pochi anni, e solo 8 si sono salvati. E dall'altro io penso che sia fondamentale anche essere qui per fare in modo che la memoria aiuti a combattere il negazionismo e tutto quello che gira in rete, che addirittura se vede qualcuno sostenere che i campi di concentramento non siano mai esistiti. Se fosse così, se queste idee malsane si diffondessero, è ovvio che rischia dietro l'angolo. Chi pensa ancora di approcciarsi a queste manifestazioni pensando alla politica vuol dire che non ha capito nulla, è fuori dal mondo, è fuori dalla storia e soprattutto ha un comportamento irrispettoso nei confronti di 6 milioni di ebrei che sono stati sterminati. Quando delle menti malate programmano l'uccisione di 6 milioni e l'assassinio di 6 milioni di ebrei, oltre a gay, rom, disabili o altro nei campi di concentramento e nelle camere a gas, e hanno ipotizzato allora di pensare, di immaginare che ci fosse una razza eletta, vuol dire che di inclusione non si pensava. Invece la verità è che l'inclusione prevede il rispetto, la civile convivenza e soprattutto un percorso che è un percorso che dobbiamo fare assieme. Quindi la giornata della memoria quest'anno fra l'altro celebra il suo 20° anno della sua istituzione, che celebra fra l'altro la liberazione di Auschwitz del 27 gennaio del 1945, è giornata della memoria anche per questo, no? Per un fatto di inclusione e di portare avanti questo percorso assieme. Io penso molto spesso al genocidio degli armeni, ad esempio, e durante tutto l'anno sono consapevole, non sto dicendo che ci penso tutti i giorni, sono consapevole della tragedia degli armeni. Però non posso nel giorno della Shoah, in cui devo ricordarmi di mio padre, di mio nonno, di mia nonna, di mia cugina di 22 anni, di mio nipote di 3 mesi, non posso mettermi a pensare all'universalismo. Io ho il dovere di ricordare la singola tragedia, per ogni singola tragedia, altrimenti si fa un'operazione di annacquamento, di appiattimento, di stemperamento di tutte le tragedie sono tragedie e sono tutte uguali e quindi nessuna vale alla fine. Io non provo pietà per gli altri, mi dispiace, sento diciamo così le tragedie degli altri, ma la pietà è un sentimento che non mi si attaglia. Mi piacerebbe che ci fosse il rispetto reciproco, la convivenza, la capacità di convivenza, la comprensione dell'altro, che vuol dire studiare la storia dell'altro e capirla e farla propria anche magari. Oggi commemorare la memoria, commemorare la Shoah è difficilissimo perché il discorso è intaccato da 1000 altre componenti che
tolgono la possibilità di ricordare i morti della Shoah. Allora io voglio ricordare oggi i morti della Shoah, domani tornerò a preoccuparmi di tutte le altre situazioni al mondo che ci sono e che meritano attenzione, e che sono tragedie, che non sono commedie, rimangono tragedie, ma oggi io voglio concentrarmi su quello che è stata la Shoah, non voglio sminuirla. Potrebbe ripetersi, secondo lei, una tragedia, una catastrofe come quella di 80 anni fa? Non lo so, spero di no ovviamente, però ci sono molti sintomi, sia nelle politiche europee, sia questi benedetti social che danno la parola a tutti e portano in immersione i peggiori sentimenti, mai i migliori, sempre i peggiori, i pregiudizi, l'odio, le false notizie che vengono gonfiate. È spaventoso quello che sta accadendo. O la politica se ne rende conto e pone rimedio, non so come, ma i politici sono altri, oppure veramente rischiamo qualche catastrofe.